Siamo in collegamento con Gianluca Zava, il titolare del ristorante Primavera, al quale, buongiorno Luca. Buongiorno. A Luca vorrei chiedere, fare una domanda che è un po' la domanda che si è sentito fare da tutti, penso, in questo periodo qua di grave situazione a causa del coronavirus. Voi della ristorazione, specialmente un locale come il tuo, Luca, che in questo momento dovrebbe essere iperattivo per varie ragioni, come stai vivendo questo momento? Certo, noi in questo periodo sarebbe un periodo comunque di ottimo lavoro. Purtroppo lo stiamo vivendo tutti molto male perché ci siamo ritrovati da un giorno all'altro a dover essere chiusi e quindi ad affrontare tutte le difficoltà del caso. Peraltro ho saputo tutto all'ultimo momento e quindi anche con derrate alimentari e quant'altro un po' in difficoltà. Viviamo un momento di incertezza, cioè nel senso che comunque tutto quello che è tutte le prenotazioni, quindi gli eventi futuri per il mese di marzo, aprile, maggio e anche giugno ormai sono stati traslati a fine anno l'anno prossimo. Però qualcuno, la maggior parte sono persi, cioè abbiamo perso veramente una fetta importante del nostro lavoro e soprattutto c'è una grandissima incertezza anche da parte di tutti mia e da parte di tutti i miei collaboratori e ovviamente da parte dei miei colleghi, perché non sappiamo ancora come comportarci quando riapriremo, come. Certo, noi possiamo immaginare qual è la difficoltà del momento, per esempio con i dipendenti, con i collaboratori, aver dovuto lasciare a casa, penso, come hai agito, come ti sei comportato con i collaboratori, con i fornitori, quali difficoltà? Sì. Ma diciamo che fortunatamente tutti hanno capito un po' il momento, quindi è stato accettato da tutti quanti, da tutti i miei collaboratori e fornitori. Noi abbiamo optato proprio per onorare tutte le scadenze che avevamo in modo tale di non mettere in difficoltà o di non creare l'effetto domino che non fa bene a nessuno. Certo è un momento difficile, i miei collaboratori sono tutti a casa in attesa di avere qualche notizia positiva. È già dal 24 di febbraio che siamo chiusi, quindi sono già un mese e mezzo e comincia a essere un po' pesante. Il tuo settore riesce ad avere gli ammortizzatori sociali? Sì, siamo riusciti ad avere la cassa integrazione in deroga dall'8 marzo, fortunatamente c'è almeno quella, però tutto il resto rimane perché poi le spese continuano da parte delle istituzioni. Comunque non è che abbiamo, sì, ci sono degli aiuti, ma gli aiuti sono traslare i pagamenti, quindi portarli più avanti, per cui poi ci troveremo a dover affrontare un fine anno nel quale speriamo di lavorare perché se no non riusciamo a far fronte agli impegni che abbiamo posticipato. Ecco, come la vedi la riapertura? Secondo te dovrebbe essere graduale, dovrebbe essere aperto senza problemi? Ci sono, penso per voi che avete dei pranzi con parecchie decine, centinaia di persone, Certo. come la mettete? Fortunatamente avendo un locale grande riesco ad usufruire la distanza del metro per noi insomma non è una grossa difficoltà. Certo è che ci porta alle difficoltà perché comunque la gente, gruppi di assemblamento o comunque la gente che si incontra, che si trova, forti dubbi sulla riapertura perché non ho grandissime speranze. Ogni giorno penso a un qualcosa per poter far fronte per vedere come riaprire, però è difficile trovare una soluzione. Sono convinto che un imprenditore come te, che è capace di risolvere i problemi dell'intasamento quando
ci sono le richieste, abbia anche la capacità di risolvere il problema poi della riapertura, limitando quelle che sono le prenotazioni e regolando l'afflusso della clientela. Sì, stiamo pensando anche, sto pensando anche di eventualmente di usufruire delle aree esterne per fare magari le serate all'aperto, ecco, quindi anche pensare a questo, perché penso che poi la gente apprezza insomma la cena all'aperto, soprattutto in un periodo come questo, anche perché porterà sicuramente delle conseguenze nello stile di vita. Certo, viste le notizie dei telegiornali sulla difficoltà anche delle persone di continuare a stare in casa, perché è una sofferenza stare in casa. Noi abbiamo fatto una trasmissione dicendo c'è probabilmente meno sofferenza a stare in casa in questo momento che andare al fronte in una guerra. Potrebbe essere retorica, ma è anche vero. Ma viste le difficoltà, dalle tue parti, siccome noi come trasmissione, come Veneto Globe, diamo voce al territorio per sentire le varie zone, non soltanto del Veneto, ma anche d'Italia. Nella tua zona c'è gente abbastanza attenta a quelle che sono le regole, oppure c'è così presa con leggerezza? No, io ho visto tanta attenzione, soprattutto nella seconda, cioè non proprio nei primi giorni, che insomma, le informazioni che ci arrivavano erano molto confuse. Adesso sono tutti molto più attenti e consapevoli del rischio che si corre e soprattutto quello che possiamo fare agli altri nel momento in cui uno è contagiato, insomma, quello che può succedere. Ti è capitato di andare a fare la spesa in questi giorni? No, fortunatamente riesco ad usufruire di quello che ho ancora in ristorante, ecco. Quindi Vabbè, sì, no, non sono andato, però ogni tanto passo davanti al supermercato per venire al lavoro, anche qua per controllare tutto quanto, seguire le prenotazioni e quant'altro, e vedo che sono tutti molto diligenti, che rispettano il metro, mascherina e quant'altro. Ecco, io a me come comune mortale mi capita una volta alla settimana di andare a fare la spesa e mi dà una sensazione brutta. Non so se questa sensazione viene trasmessa anche da chi conosci, non vivendo direttamente. Cioè, ci si vede un po' come appestati, non ci si saluta più, ci si saluta a distanza. Magari basta un segno di, non dico tosse, di raucedine che... Allora le racconto un episodio interessante, erano proprio i primi giorni, si poteva essere ancora aperti a pranzo, non c'era la chiusura, e una bambina, avrà avuto 5-6 anni in sala, ha dato un colpo, ma c'erano le distanze e tutto quanto, ha dato un colpo di tosse e sono girate 40 persone. È stata una scena abbastanza spiacevole. Sì. Ho capito che tanti avevano il terrore, insomma. Senti, vorrei che tu dessi una voce di speranza per il futuro, come la vedi, e salutassi naturalmente quelli che ci vedranno, che ci ascolteranno, con un pensiero positivo. Sì, allora sicuramente una volta passate tutte le varie fasi, che ci sarà la fase 2, probabilmente anche una fase 3 graduale, avremo una bella ripresa. Ecco, la sensazione che ho avuto già da subito è che comunque anche quando sento gli ospiti noi vogliamo venire, noi vogliamo far festa, insomma la gente non vede l'ora di lasciarsi alle spalle questa situazione, insomma, triste, questo momento triste, quindi sicuramente avremo un bel periodo di lavoro. Gianluca, io ti ringrazio per avermi concesso questo spazio e speriamo di vederci presto, magari seduti anche a distanza di 2 metri uno dall'altro, certo, ma riprendere le vecchie abitudini e vivere di nuovo la simpatia del vostro locale. Grazie Gianluca e arrivederci a presto. Grazie a voi, arrivederci a tutti e auguri. Grazie.